Ma insomma, si può sapere dove lo dobbiamo mettere? Lungo il marciapiede, come si dice il regolamento. Uff. Scusi, ingegnere. Chi è? Io. Dov'è? Qua. Ma stia ferma, facci dare la testa. Cosa vuole? Mi scusi, ingegnere, ma che cosa state facendo? E non lo vede cosa stiamo facendo? A te, piglia il piccone, subito. Ma dico, volete piazzare quel coso proprio qui? Giovanotto, cominciamo col dire che quello non è un coso, ma bensì un oggetto utilissimo che porta il nome di un grande imperatore romano e bisogna fargli tanto di cappella a quel coso, come lo chiama lei. Ma piazzandolo qui lei mi rovina. Non potrebbe metterlo là o magari laggiù. Senti, la prego, non interferisca. Io sono un ingegnere del comune nell'esercizio delle mie funzioni. Ha capito? Sì, va bene, ma questo è un ristorante e piazzare un affare di quel genere proprio qui dove la gente mangia. E che sì, oltre al mangiare ci sono altre funzioni importanti ugualmente, ha capito? Non è che il comune mi abbia ordinato di piazzarlo qui. Sono io che ho scelto il posto, perché la zona mi sembra adatta. Aria buona, visione panoramica e la prego, ci lasci lavorare. Oh, Ma c'è, chi si vuole rovinare? Scusi, ingegnere. Non sono ingegnere. Scusi, dottore. Nemmeno dottore. Ah, insomma, che state facendo? Sto cercando la fognatura per il collegamento idrico e lo scarico. Sentite, Perdiamo tempo. sentite, non ci sarebbe modo di aggiustare la cosa così tra di noi? No. Alla buona. Niente da fare. In confidenza, a voi che vi risulta? L'ingegnere mangia? Sì, mangia e io. Sì, e allora posso tentare? Tentate, che vi devo dire, ma fatelo con molto garbo perché non si lascia più rompere molto facile. Ci penso io. Ingegnere, il signore arriva a parlare con voi. Scusi, ancora lei, cosa c'è? ecco, scusi ingegnere, non ci si potrebbe mettere d'accordo e lei quel coso lo va a piazzare da un'altra parte? Ma lei si è impazzito? Lei si è impazzito? Questo è tentativo di corruzione. No, Lei può andare a finire dentro. No. Questo va a finire dentro. L'ho detto, tanto garbo. Che faccio? Scavo. Un momento, ma almeno mi lasci fare prima il reclamo al comune. Già. E intanto i cittadini che fanno? La birra? Lo vede lì che c'è un primo cliente che aspetta? Che faccio? Scavo. Un momento, ma scusi ingegnere, hai ragioni, ma perché proprio da me? C'è l'altro ristorante laggiù, per esempio. E noi là lo stavamo a piazzare. Poi il proprietario ha fatto una congrua, quasi cospicua offerta per i bambini poveri. Lui si è commosso. E ho messo la buona parola con l'ingegnere. E perché non la mettete anche adesso? Va bene. Ingegnere, vedete se potete accontentarvi. Quello, il proprietario è venuto. Non avete capito? No, Il proprietario è venuto e ha dato ma che dite? ma voi siete sordi? No. Il proprietario è venuto e ha dato 50.000 lire. 55.000. Già c'è i C5 per il caro foglia. Beh, sono disposto a offrire anch'io le 50.000 lire. 55. Avevi dimenticato il caro foglia. Ecco qua. Ragazzine, valla a fare a casa perché qui si sospende il lavoro. Via.